se qualcuno mi avesse detto da ragazzo che avrei fatto lo sceneggiatore, sicuramente avrei detto che cosa vuol dire. La caratteristica esistenziale profonda, anche dura, ma che proprio distingue questo lavoro, è che è un lavoro che ha a che fare con l'origine di qualcosa, ma che non ha a che fare con la proprietà. Sono presente nell'attimo in cui nasce un film, ma non sono e non ho alcun potere sul film. È una condizione bellissima. Io sono venuto via diciamo da Padova e quindi non so se si possa parlare proprio di distacco dal Veneto, perché lo ricordo come un piccolissimo e breve viaggio ed esperimento insieme a Carlo Mazzacurati. Non conteneva nessun progetto e nessuna fuga, era solamente la possibilità di fare una cosa a Roma legata allo scrivere, e quindi non mi ricordo addii, mi ricordo un andare allegro, un personaggio al quale ho collaborato in un film a cui sono molto legato, non solo sentimentalmente, per l'amicizia che mi lega ancora a Carlo, perché Carlo insomma è ancora qui, è il Toro. E il personaggio è quello di Roberto Citran. Anche se dall'aspetto può sembrare contadino, ma noi siamo allevatori, poveri ma allevatori, poveri allevatori. Che non è uguale, ma insomma è giusto specificare. Biedan. Noi due Biedan. Biedan. Ma perché fa quella faccia lì, scusa? Cosa gli hai detto? Poveri. Essere riconosciuti da un premio importante come il premio Masi, un premio che affonda il suo perché in Veneto, è un gran regalo per me. Prendo questo premio come una bella voce, no, di una città, che per città intendo un luogo, una lingua, che ti richiama, che ti dice guarda che puoi andare dovunque ma non puoi dimenticarti e non c'è motivo di dimenticarsi di noi. Una grande bellezza è nata in modo molto semplice perché volevamo fare un film trasfigurando un po' io e Paolo i nostri primi anni di vita qui a Roma e volevamo raccontare la perdita del tempo, di come il tempo qui a Roma si sfarina tra le mani. Il titolo è venuto di colpo, credo a Paolo, per trattenere un falso contrasto fra una specie di bellezza oggettiva e volgarità del mondo, no? C'è la bellezza dell'ibris in un ballo volgare come nell'immobilità di un palazzo patrizio all'alba, no? E sono due bellezze che si specchiano l'una contro l'altra e forse non ne vedremo una se non vedessimo anche l'altra. Sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. La vittoria dell'Oscar è stato una sorta di regalo. The Great Beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Si capisce poco di tutto e poi piano piano, quando si torna a casa, si capisce, si dà una proporzione, si è felici, si ricomincia a lavorare.